Amici bellini, c'è un problema in Serie A, non lo so se questo problema c'è anche negli altri campionati in Europa e nel mondo, però da noi la polemica impazza e la cosa più assurda è che si lamentano tutti, cioè dello stesso episodio i tifosi di squadre avversarie così si lamentano entrambi per lo stesso episodio. Dice, ma com'è possibile? Approfondiamo? Allora, diamo il benvenuto a Giovanni Nappi, a tutti i nuovi iscritti e il bentornato alla community. Lasciate un like se vi pare, io non costringo nessuno. E chissà se su questo video arriveranno anche tifosi di altre squadre che io, insomma, accolgo con piacere, perché poi si può parlare di calcio anche senza la sciarpa, quella là un po' più violenta. Per forza così! Io sono il primo che quando guardo una partita è chiaro che le cose a mio favore le voglio subito e le sottolineo, però sottolineiamo anche quando non sono proprio a nostro favore, specialmente per quanto riguarda la simulazione. Io lo dissi, vedere Di Lorenzo che si metteva le mani in faccia contro la Juventus, male, non lo devi fare, non sei stato preso in faccia, non ammetto la simulazione. E la simulazione ci riporta al discorso di Conceição. Tra l'altro, tra poche ore, veramente tra pochissime ore, noi andiamo live, ma è una live, no, non ve la guardate, diciamo è più un modo di cui ho bisogno io di questa live per parlare di queste nuove tecnologie che ci possono permettere di analizzare il calcio un po' più nel profondo. Qualcuno le rigetta, io voglio approfondire, approfitto per approfondire di queste cose, lo facciamo live, così se la community è interessata può fare delle domande, altrimenti andate lisci e parliamo di polemiche. Ovviamente è una scusa anche per fare il recap, insomma, del campionato. Siamo alla sosta, quindi ci sarà modo di approfondire su questa classifica che è corta, che ci piace ma è corta. Il Napoli l'abbiamo affrontato, il Verona la meglio sul Venezia, l'Udinese continua a resistere lì nei piani alti della classifica, l'Atalanta ha dilagato contro un Genoa che sta molto in difficoltà e l'Atalanta è una di quelle squadre che aveva cominciato male, ma adesso 3 sconfitte, 3 vittorie e un pareggio, è una di quelle squadre insomma impegnata anche in Europa. Vediamo se questo impegno anche in Europa ti toglie via di Cuba i punti in campionato. L'Inter, e già sull'Inter c'è un pochino di polemica, anche se onestamente il discorso della Marotta League che tutti quanti fanno, sì, probabilmente c'è un'attenzione su certi episodi così, però nel caso specifico per me l'espulsione era netta, si va al VAR ed era netta. Si parla anche di un fuorigioco di Darmian, infatti se andate a vedere i gol Inter con fuorigioco uno legge solo il titolo e si fa dice oh Marotta lì, e invece no, perché se andate a leggere a proposito le moviole non hanno preso in considerazione la posizione di Darmian sul terzo gol di Thuram. L'esterno destro nerazzurro è geograficamente in fuorigioco, ma non disturba il tentativo di parata di Milinkovic-Savic né impatta sulla sua visuale. In pratica quando sta tirando Thuram, Darmian è di lato o dietro addirittura Milinkovic-Savic che non riesce a intervenire sul tiro anche un po' fortunoso di Thuram per la sua tripletta, quindi non c'è il fuorigioco, non fate un titolo così. Giusto quindi convalidare la rete, ma è successo moltissimo altro in questa giornata. Ovviamente la partita che ha più risalto è Juventus-Cagliari per più motivi, perché finisce in pareggio, quindi è un inciampo della Juve, perché c'è un gol mangiato da Vlahovic pazzesco, c'è la questione dei rigori, un altro rigore da parte di Douglas Luiz, il rigore dato al Cagliari, Luperto con le mani volanti, e poi la questione con Conceição, che è quella là che fa più discutere. L'attaccante esterno portoghese è stato punito con il secondo giallo per una simulazione che in realtà non c'è, come ammesso dallo stesso Gervasoni, una prestazione che molto probabilmente porterà Rocchi a fermare Marinelli alla ripresa del campionato. Punizione per almeno un paio di turni, costretti a norma di regolamento i 3 rigori, e adesso ci arriviamo a quelli di Fiorentina-Milan. Prima di tutto io vi voglio fare vedere una cosa, questo episodio. Allora, prima di tutto, per parlare poi delle partite, bisognerebbe guardarsi tutte le partite, perché poi certi episodi scompaiono dagli highlights, a volte si trovano magari su X per i tifosi che spulciano la partita e cercano tutti gli episodi.
Qualcuno si diverte a prendere episodi di anni e anni prima, roba incredibile. Hanno preso l'episodio di Callecon che veniva strattonato leggermente e ci diedero rigore molto leggero, e si deve dire. Qua c'è un rigore per la Juve, io però tutta l'azione non l'ho vista, può essere pure che qua c'è qualche altra cosa, non lo so, ma questo qua in dinamica, rigore per la Juve, non se ne è parlato, o meglio ne stanno parlando più i tifosi della Juventus. Quindi mettiamo tutto nel calderone. Non è detto che una decisione arbitrale poi tu la prendi e dici il risultato è stato inficiato per questo. Ci potrebbe essere qualche cartellino giallo non dato per la Juventus su fallo a centrocampo per il Cagliari, non avendo visto tutta la partita col tacchino davanti. Io mi rifaccio ai tifosi onesti che vogliono commentare. Quindi questo qua prima di tutto lo segnalo. Poi per quanto riguarda questo contatto, perché è un contatto, perché gli mette la manina così, prova a mettere la mano davanti per rimanere in corsa con il non ci arriva, il pallone non lo vede mai. È un contatto. Nel momento in cui con Seisao si sente la mano sulla spalla, si lascia un po' andare, si può dire? Credo di sì. Poi ci sta quello è 80 kg, con Seisao e una Vigorsol, è facile essere sbilanciati, chi ha giocato a calcio sa che in corsa basta poco, e quello che è il discorso che abbiamo fatto a Kvara addirittura però ha due mani, non in corsa, ha due mani per cadere così, stava dribblando, però qualcuno ha voluto paragonare le due cose, l'ha fatto penso anche Calvari. Qua secondo me non è abbastanza per dare il rigore. La simulazione a cui io sono proprio una mia battaglia non ci deve stare per forza, puoi anche andare avanti, visto che ha già ammonito, crea ancora più polemiche, però è questo il frame che inchioda con Seisao, perché quando si sente la mano sulla spalla, guardate la smorfia di dolore. No, non è possibile. Se tu vieni sbilanciato, cadi. Fallo ci può stare, senza però aiuto. Sembra che magari sei insettofobico, ti senti una cosa sulla spalla e c'hai la reazione così. Questa è simulazione, cioè stai simulando un dolore, stai simulando un'azione che è l'incolumità della tua persona fisica, che non è assolutamente. Tu puoi avere anche avuto un danno, ma molto spesso gli arbitri dicono: se tu stai accentuando anche il danno che ti è procurato, io ti punisco non chiamandolo. Qua siamo andati oltre con la punizione per cosa. Questa è l'immagine che ti definisce che la simulazione c'è, e quindi al termine di regolamento lo puoi anche ammonire. Come la risolviamo questa cosa? Perché la stessa lo stesso replay ho visto juventini scrivere: è mai possibile, questo è il rigore netto, com'è possibile? Poi ho visto tifosi di altre squadre, ma veramente si stanno lamentando per questa immagine che non ci fa vedere nessun tipo di fallo. Non ne usciamo più, e non lo so se il challenge è una delle possibilità, perché costringi almeno una terna arbitrale ad andare a rivedere una cosa, la terna arbitrale, l'arbitro più tutti il VAR, andare a rivedere, si perde tempo, non fa niente, almeno ne parliamo, e se potessimo ascoltare avremmo dei termini di paragone per spiegarci delle decisioni oppure no, e questo porterebbe agli arbitri a stare un po' più attenti rispetto a quello che hanno detto in passato. E qua si va alla partita della Roma, perché il fallo su Baldanzi, step on foot, involontario, ma non è la volontarietà, non è mai stata tenuta in considerazione. C'è tutto. Allora, o come Valentina, ne stavamo parlando della community, è la regola di Galliani, o step on Condor. Se lo fa il Monza non si fa niente. Il Monza lo fa col Di Lorenzo, col Napoli, non si dà. Lo fanno con la Roma, non si dà. Perché poi ragioniamo, il Roma è un giornale, ma il Monza è una squadra piccola che però con Galliani potrebbe anche avere una certa considerazione nei palazzi, ma andando nello specifico stanno guardando entrambi il pallone, quindi è fortuito, abbiamo capito. Ma oltre allo step on foot che esiste, c'è anche la coscia contro la coscia, e Baldanzi ovviamente cade e non può entrare in possesso del pallone.
Poi ci aggiungo, Baldanzi urla come se avesse perso la gamba e questo non aiuta perché stai comunque cercando di ingannare l'arbitro. Tu devi cadere, devi continuare l'azione, questa è la mia richiesta, continua l'azione finché la palla non esce, dopodiché vai all'arbitro, challenge, io non sono caduto, non ho urlato, ma questo mi ha pestato il piede, da regolamento è rigore o no? E si va a vedere, perché altrimenti passiamo alla questione del voler ingannare l'arbitro e non ne usciamo più. La vedete l'immagine accanto? Piccoli con ciao. Questa immagine fu tremenda perché poi il Lecce andò a segnare e quel gol fu annullato. Signori, sono usciti gli audio del VAR di questa qua, dove loro dicono non ti preoccupare, non c'è successo niente, è tutto fortuito, stanno guardando il pallone, vai avanti. Gervasoni dice, intervenuto a Open VAR, quindi è quello che ci dovrebbe chiarire, lo step on foot è stato considerato involontario e di lieve entità, gli dà un piccolo pestone sul piede, ma sta correndo e non sta guardando il pallone, non fa nessuna azione fallosa. Sta guardando il pallone, quindi non fa nessuna azione fallosa. Azione fallosa c'è invece. Entrambi i giocatori guardano in aria e quindi reputiamo che si tratti di uno scambio fortuito di gioco. Lo vogliamo paragonare a quello di Di Lorenzo, subito si levano la cosa dalla scala, di Napoli-Monza come tipologia. Riteniamo che in questa tipologia il Como-Verona sia sotto la nostra soglia abituale perché non vogliamo che dei microtocchi o micropistoni, come l'avete scritto siano puniti con il calcio di rigore perché siano interventi fanpage, ma vogliamo aggiustare un po' l'autocorretto. Questi tocchi devono essere step on foot chiari, punibili in maniera imprudente con il cartellino giallo, linea guida chiara e credibile. Lo step on foot per essere credibile con l'intervento deve esserci imprudenza, ovvero a fondo e con il piede schiacciato completamente. Ci state dando una guida, ma il concetto dei microtocchi va in contraddizione con quelli di Fiorentina-Milan perché sono stati dei rigori dati con i microtocchi. Hernandez e Dodò, leggerissimo, che porta al penalty. E anche Fonseca ha detto sia i loro che i nostri, microtocchi è un circo. E quando si parlava dell'anno scorso, intervento per Lecce-Milan per contatti piccoli ciao, il capo degli arbitri azzurri chiarì non serve la volontarietà per lo step on foot. Se fosse volontario potremmo parlare di cartellino giallo o addirittura rosso se violento. Capisco poi altrettanto, e non parlo da responsabili degli arbitri, ma da chi segue il calcio, che fai fatica ad accettare un episodio del genere, ma se dobbiamo dare una linea chiara o uniforme per tutti, forse in questo momento è più facile sostenere la soluzione che stiamo vivendo. L'entità di uno step on foot chiaro è più semplice per intervenire senza fare un'interpretazione soggettiva. Insomma, qualcosa di molto diverso rispetto a quanto abbiamo sentito in queste ore. Insomma, signori, voi fermate gli arbitri che poi secondo voi hanno fatto degli errori o hanno portato a delle polemiche. Intanto i punti non tornano, ci sono squadre che vengono penalizzate, avete voglia di dire quello, poi tutto si riequilibria. Non è sempre così, è una stupidaggine dire che tutto si riequilibria, si possono fare dei dossier dove si dimostra che non si riequilibra proprio niente. Secondo me non risolve il problema, ma aiuterebbe almeno a fare un po' di chiarezza e a costringerle a ricordarsi di quello che hanno detto almeno nello stesso campionato, perché tu puoi cambiare, ma almeno nello stesso campionato mantieni una linea e che non sia diversa per ogni partita. Challenge e fateci ascoltare tutto in diretta, in modo tale che se ascoltiamo voi le parole le soppesate e fate un po' più di attenzione al regolamento. Dice, se io dico questa cosa, contraddico quello che ha detto Rocchi la settimana scorsa, andiamo in difficoltà. Facciamole durare pure di più, è spettacolo, non fa niente, però almeno cerchiamo di avere un equilibrio di giudizio al di là del tifo, che a me me lo devi dare, quell'altra, la Balotta League, le strisciate sono aiutate. La Juventus sta cominciando a dire che sono delle vittime, cioè contro la Juventus loro sono le vittime assolute, hanno messo il VAR per punire loro. Se questa frase fosse vera, vuol dire che eravate aiutati prima, perché col VAR adesso puniscono la Juventus, vuol dire che gli episodi un po' più loschi prima passavano in cavalleria e adesso si guardano. Una volta ti va bene, una volta ti va male e tutti si lamentano in continuazione anche dello stesso episodio. Lo guardiamo, non chiarisce e ognuno resta della propria idea. Quindi challenge e microfoni aperti è la mia proposta. Probabilmente non risolve tutto, ma andiamo verso più chiarezza. Che poi abbiamo sentito il VAR di Monza con la Roma.
ma mica li sentiamo tutte le settimane. Io vorrei sentire che si sono detti Napoli-Como, Kviscia che viene spinto a 2 mani. Lo vorrei sentire, non si può sentire. Insomma, per una Roma che inciampa un Empoli che perde la prima partita, ma che permette alla Lazio di tenere il passo. Quindi la classifica è molto interessante, ma è anche molto corta, perché l'Inter sta a 2 punti dal Napoli, la Juventus sta lì a 3, come la Lazio, e adesso ci sta lo scontro diretto tra Lazio e Juventus. L'Udinese sta ancora lì, ma non la consideriamo. Le piccole, le sorprese le vediamo a metà campionato, a fine girone d'andata, con il Milan che onestamente sta in difficoltà, così come la Roma, e lì, visto che abbiamo parlato di situazioni societarie non chiarissime dove c'è confusione, ecco che guardare gli avversari significa, dice, aspetta, ma vuoi vedere che possiamo approfittare di alcune situazioni di assestamento o di confusione dove le cose non vanno chiare. Abbiamo sentito Fonseca dire no, quello lo doveva tirare Pulisic, perché l'ha tirate prima Teo e poi Abraham, non lo so, devo spiegare. Vuol dire che non hai il polso della situazione, vuol dire che in società non ti stanno difendendo abbastanza, i giocatori non hanno il rispetto della guida tecnica. Questo è un problema serio che devono risolvere. Se non lo riescono a risolvere, noi dobbiamo stare lì affamati a prenderci il posto di chi magari poteva essere più accreditato per quei posti, per storia, per DNA e per posizione di classifica dello scorso anno. Sono contento per Palladino, onestamente, il mio pupillo che non sta andando proprio benissimo con la Fiorentina, però se l'è portata a casa, e già vedere Palladino sopra italiano già da quello uno sfizio, un brividino. Peccato per Pecchia, dice che insomma, sta in bilico Pecchia, come possono stare in bilico tutti questi qua. Juric è andato molto molto in freva con Nesta, una brutta stretta di mano, fredda, e quindi anche Juric si sente un po' in bilico nonostante sia stato appena appuntato. Sono terzo in classifica nel fantacalcio del fantascarso con gli amici Bellini, e mi metto un po' vergogna di come sono arrivati questi 3 punti, perché Spartan Marano arriva a 65,5, un po' in difficoltà in difesa secondo me Peppino, e Zipue, Lazzaro, Sosa, Provedelli in porta qualche gol lo sta prendendo. Molto esotico il centrocampo, mi piace, con Ricci, Ilic, Anderson, tante scommesse che si possono vincere. Zaccagni sta andando molto bene, non è andata bene con gli attaccanti Bonni, Martinez a secco e Brenner. Certo, in panchina, ecco, qualche scelta avrebbe potuto puntare su Esposito dell'Empoli, avrebbe potuto portare bonus, così come Marin del Cagliari. Ma come fai a pensare che Marin poi danno il rigore al Cagliari, alla Juventus? Mentre io, insomma, nonostante Sommer lo sto distruggendo, perché l'Inter è un colabrodo, e quindi date a me quello che è di me, date a Fluido quello che è di Fluido. Vi sto distruggendo Sommer, vi sto distruggendo Teo Hernandez, perché fa l'assist, però sbaglia il rigore, poi viene espulso a fine partita, una roba incredibile. E Douglas Luiz non ve lo sto distruggendo io. Pulisic non ce la sto facendo, perché comunque è americana, e quindi va bene. Così De Català segnano 5 gol, De Català non segna, però Zapatone ha segnato. No, il gesto, nel senso, speriamo che torna presto, ma purtroppo si parla di stagione finita. Come ha segnato anche Vlahovic, nonostante i gol che si mangia, qualche gol lo fa, e quindi mi prendo una vittoria di Cortobuso e tant'è. Signori, ci vediamo live tra poco, per chi vorrà passare un po' di tempo in compagnia, fare delle domande su questa cosa se vi interessa, o anche semplicemente per salutarci. Le polemiche non finiranno mai, è anche il sale del nostro calcio, se vogliamo, però sarebbe meglio limitarle il più possibile, perché si lamentano tutti, e poi anche chi non potrebbe lamentarsi in realtà, però poi si lamentano, e tutto andrebbe visto nello specifico e non postando un frame sui social. Ogni tanto piglia e postano il frame di Politano a gamba tesa quando in realtà l'aveva piegata. Il frame è disonesto, voglio dire, tu dovresti postare il video, e anche il video poi te lo cancellano, insomma non riusciamo più, a meno che non ne parlate chiaramente, ci fate sentire pure a noi e facciamo il challenge. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, i like sono carini.